Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato a Campolongo Maggiore, uno dei comuni della Riviera del Brenta che ha chiesto con forza l'idrovia per scongiurare il pericolo di allagamenti in un territorio estremamente provato da tutta una serie di alluvioni che sono avvenute nel corso degli ultimi 3 anni e poi anche per evitare la preoccupazione di allagamenti tra gli abitanti. C'è con noi Carlo Martin, responsabile della sicurezza idraulica. Buongiorno. A Campolongo Maggiore è nato il comitato Brenta Sicuro, di cui ho fatto parte fin dall'inizio. Il comune di Campolongo Maggiore ha avuto la fortuna di avere uno studio fatto dalla nostra protezione civile, che è iniziato nel 2003, poi è stato ripreso nel 2010-2011, dove si evidenziava lo stato degli argini del Brenta, che erano veramente disastrosi. Continue frane, crolli e via dicendo. Inizialmente la nostra attenzione è stata attratta dal problema argini, perché a ogni piena si verificavano episodi di fontanazzi e via dicendo. Come anche allagamenti nelle zone, certo, vicine. A ridosso, diciamo. E la cosa chiaramente preoccupava noi e preoccupava soprattutto le persone che vivevano vicino agli argini. Però nel giro di poco tempo ci siamo resi conto che il problema degli argini è un problema reale, ma il vero problema è il carico di acque che arriva nel Brenta, diciamo nel sistema Brenta-Bacchiglione. Ecco. E questo l'abbiamo visto in particolar modo nel 2010. Nel 2010 cosa è successo? C'è stata una caduta di acqua di 580 mm circa, pensi che adesso a Peschi ci hanno parlato di 500 mm, quindi ancora maggiore, che fortunatamente è interessato solo il bacino del Bacchiglione. Quindi abbiamo avuto un Bacchiglione che è andato in piena, il Brenta ha abbastanza funzionato per scaricare il Bacchiglione, però abbiamo avuto l'alluvione di Bovolenta che ci ricordiamo bene nel 2010. Certo. Se il medesimo episodio si fosse caratterizzato con una grossa caduta d'acqua nel Bacchiglione e anche nel bacino del Brenta, avremmo avuto l'episodio del 1966, cioè la drammatica alluvione di allora. E questa è la preoccupazione con cui affrontate, diciamo, questa nuova stagione autunnale che sta arrivando. E le prossime. E le prossime, certo. Beh, sempre che non si riesca nel frattempo a intervenire. Certo, allora ci sono studi ormai dalla Commissione De Marchi, quindi si parla di 50 anni fa, dopo l'alluvione, perfezionati dal professor Dal Paos, che dimostrano che l'unica soluzione è la costruzione di un'idrovia di 400-500 metri cubi al secondo, che scarichi le acque quando arrivano. Per capire il rischio che noi abbiamo corso, basti pensare che a gennaio di quest'anno, fine gennaio, primi di febbraio, nell'area del bacino Bacchiglione-Brenta ci sono state fortissime nevicate. Fortunatamente erano nevicate, perché traducendole in volumi di pioggia era maggiore a quella del 66. Quindi il rischio è reale, non è un rischio ipotetico, non è un terremoto, prima o poi capiterà, non si sa quando. È una tragedia annunciata. È una tragedia annunciata. Ora, la cosa che a noi stupisce è il fatto che ci siano gli studi. Questi studi non siano stati finiti oggi, ma siano studi che sono stati finiti quasi l'anno scorso. Noi come sindaci o come rappresentanti comunali li abbiamo visti ancora, se non sbaglio, a febbraio, quando ci siamo trovati a Camponogara e sono stati illustrati. Non si capisce perché la Regione Veneto abbia ritardato la progettazione dell'idrovia, anche perché il rischio reale è che a fine anno non sia pronto il progetto, non possiamo accedere ai fondi europei per il settennio 2014-2021, quindi perdiamo soldi, e c'è già pronta la scusante che siccome esiste questo benedetto patto di stabilità non si possono spendere i soldi. Allora questa è una presa in giro per i cittadini. Certo. Anche perché noi vorremmo fare una domanda ai nostri cittadini elettori e chiedere: ma secondo voi, se noi abbiamo la disponibilità di 10, dobbiamo spenderlo per fare nuove strade, nuove infrastrutture discutibili, o dobbiamo spenderli per mettere in sicurezza il nostro territorio che è veramente in crisi e che sappiamo prima o poi ci darà questi problemi? Certo, beh, allora è una domanda retorica, diciamo, no? Perché la risposta è scontata. Comunque concludiamo qui questo approfondimento con lei, sperando appunto che chi ci sta ascoltando in Regione Veneto e chi può fare qualcosa davvero sveltisca in qualche modo, insomma. È quello che ci aspettiamo. Grazie.